Gli auguro un buon lavoro ai carabinieri e soprattutto conto sull'operato poi della magistratura, perché L'augurio di Enrico Cavaliere, il tabaccaio rapinato di Magrè di Schio, di catturare il malvivente che lo aveva derubato dell'incasso giovedì scorso è stato esaudito dagli uomini dell'Arma. A 4 giorni dall'accaduto i militari hanno identificato ed arrestato il presunto colpevole. Si tratta di un 17enne che indossava ancora gli indumenti che aveva durante la rapina avvenuta brandendo un coltello. è entrato questa persona con il coltello, è subito venuto dietro al banco, si è fatto consegnare i soldi dell'incasso. Quando è uscito poi diciamo l'ho rincorso gridando. A consegnare l'arma ai carabinieri dopo averla nascosta è stato lo stesso giovane, una lama di 7 centimetri che è stata sequestrata. Il minorenne era riuscito inizialmente a sfuggire in maniera rocambolesca all'inseguimento da parte dello stesso tabaccaio e da un vicino. In sella ad una bicicletta rubata era caduto perdendo parte della refurtiva che ammontava a 250 euro. I carabinieri sono però risaliti alla sua abitazione, dove hanno rinvenuto durante la perquisizione 32 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Al termine delle formalità di rito, il minore è stato condotto, su richiesta della procura presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, nell'Istituto Penale Minorile di Treviso, in attesa dell'udienza di convalida da parte del GIP del Tribunale per i minorenni.